Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici, come state? Un buon mercoledì a tutti. Allora, noi siamo pronti a partire anche oggi. Io sono Maria, questo è l'oroscopo del giorno con Radio.0. Andiamo un po' a capire come andrà questa giornata, questo mercoledì di metà settembre. Pronti a partire? Vi teniamo ancora un attimo sulle spine, così prima delle novità, ma partiamo subito. Ariete, eccoci da voi. Se avete vissuto una giornata faticosa in questi ultimi giorni, ora potete rallentare il ritmo, riposarvi un po', cercando magari di non dare troppo nell'occhio come fate di solito. Prima di iniziare una discussione, qui un piccolo consiglio: tenete i toni pacati, in particolare se la discussione è con il vostro partner, e preparatevi al confronto. Toro, per voi oggi con l'arrivo della luna in casa vostra e la perfetta consonanza con Venere, oggi le stelle vi baciano, potete dare e ricevere tutto l'affetto che desiderate. Sì, avete sentito bene, molto bene. Da una semplice amicizia, invece, per qualcuno potrebbe nascere qualcosina. Finalmente, diciamolo, non è un colpo di fulmine, non è questo il caso, ma alla fine a noi che importa? Gemelli, voi stanchi di parlare a vuoto come negli ultimi giorni, potreste aver voglia di starvene un po' in silenzio. L'ascolto dei bisogni dell'altro verrà così di conseguenza oggi. Ricercate l'autenticità invece nei rapporti a cui tenete di più e sapete quali sono, anche se a volte occorrerà un piccolo scontro. Cancro, siamo da voi. Il transito della Bianca Signora in Toro oggi è protagonista, un vero balsamo risanatore per molte piccole ferite interiori. Ne avevate bisogno, ma conta molto in questo caso la vostra predisposizione d'animo. Sarà giusta? Sarà controversa? Trascorrete invece più tempo con i familiari, sottraendolo magari a quel telefono a cui siete molto incollati. Non è poi così importante, almeno per oggi o per qualche ora. Leone, oggi andate un po' a rilento, perché la lentezza in questo caso di alcune situazioni burocratiche potrebbe farvi perdere le staffe, ma se un problema non ha una soluzione, allora non è un vero problema. Qualcuno con poca esperienza dall'altra parte deve ancora imparare delle regole fondamentali. Siate magnanimi, cogliete poi la palla al balzo, insegnate qualche piccolo trucchetto. Vergine, la voce che invece voi dovrete seguire è quella del cuore. Non è mai stato così semplice come oggi, considerata l'armonia lunare con Venere. Esprimete quindi tutto il vostro bisogno di affetto. Oggi questo è quello che conta. Potete poi rinsaldare il legame di coppia, così continuiamo a parlare di emozioni con il comportamento e l'attenzione nei riguardi della dolce metà. Oggi siete dell'animo giusto, quindi datevi da fare. Bilancia, e con voi arriva qualche piccola preoccupazione in giornata, ma tranquilli, è di poco conto. Farete fronte a ciò con rinnovato entusiasmo e magari anche la complicità di una persona a voi affine. Secondo me avete già capito chi. Non lesinate invece su alcune spese. Oggi consigli arrivano anche dal mondo dello shopping. Meglio quindi acquistare prodotti sicuri che dureranno più a lungo, così non dovete più pensarci, almeno per un po'. Scorpione, oggi voi siete un po' sovrappensiero. Vi siete pentiti per un atteggiamento poco garbato che avete avuto nei confronti di un amico? Che aspettate quindi a correre a chiedere scusa? Questa volta lo dovete fare. Con l'astro notturno, la nostra luna in Toro, poi non potete sperare in questo periodo di accelerare alcuni processi. Fate le cose e fatele con molta calma e attenzione. E passiamo ai nostri Sagittario, che arrivano subito dopo lo Scorpione. Ormai li conoscete tutti questi segni. Dare il vostro contributo alla società è il primo passo per sentirvi gratificati, veramente. Aumenterete così la vostra autostima in maniera considerevole, provare per credere. Un ingrediente segreto? Un tocco di humor. Questo cancellerà il rancore e ravvicinerà le persone anche se la pensano in maniera opposta. Questa è una pozione magica da utilizzare. Capricorno, e oggi parliamo della vostra espressività, che sarà molto più fluente in questo mercoledì, grazie anche all'appoggio della luna nel fedele Toro. Anche parlare davanti a una platea non sarà un problema, quindi anche se avete un incontro, se siete relatori, oggi è il vostro giorno fortunato, accompagnato, o meglio baciato, dalle stelle. Chi invece ha combinato un piccolo pasticcio sono i nostri Acquari oggi, ma vi tranquillizziamo già, si può rimediare facilmente. Non tutte le ciambelle riescono col buco, così dice il detto. L'importante è non farsi prendere dal panico, questo lo dovete tenere bene a mente. Nel frattempo avete perso istanti preziosi, un avversario vi ha superato, questa è una cosa che proprio non vi piace. Ricordate che chi va piano va sano e va lontano, un detto che non dovete dimenticare. Chiudiamo con i nostri pesci. Una mail piuttosto urgente, ci addentriamo nel mondo digitale, potrebbe giacere non letta tra la spam. Aia, attenzione, sarà meglio quindi dare subito un'occhiata. Questo magari è un piccolo spunto per non solo per i nostri pesci, magari per tutti. Non fatevi prendere alla sprovvista, insomma. Nell'aria poi avvertite un po' di nervoso brio in questi giorni. Vi chiedete quale sia la causa? No, non abbiamo ancora la risposta, sarete voi a doverla scoprire. Nel frattempo, intanto, mistero anche tra i colleghi. Ed è tutto, quindi si chiude così con questa
aria misteriosa il nostro oroscopo di oggi. Noi ci ritroviamo domani ancora con le novità. Grazie per essere stati con noi. Vi auguriamo in chiusura, aspettandovi domani, una buona giornata e buona fortuna. Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio